Buona giornata, una nuova settimana si va ad iniziare, 15 luglio, lunedì, allora subito con le principali notizie dai quotidiani che esaminiamo per voi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, qui sulla vostra web tv www.venetoglobe.com, in studio Mirko Villanova. E allora andiamo a leggere le principali notizie della mattinata, della giornata. Cominciamo dal Gazzettino di oggi, il Gazzettino del lunedì, quotidiano del Nord-Est, ha delle aperture su riquadri intanto che ci portano le pagine interne. Da Conegliano minaccia l'ex convivente, a casa gli trovano addirittura un arsenale vero e proprio. La storia, Toni, il peppone leghista che governa Vittorio Veneto con il nemico, ne parla a pagina 14 il Gazzettino di oggi. Poi lo spazio al tennis internazionale da Wimbledon, la finale più lunga della storia, incorona Djokovic, Federer battuto al quinto set. È stata una partita, come vi dicevamo, storica. E adesso la cronaca nera, purtroppo, perché ci sono tremendi episodi e soprattutto perché la morte è arrivata per dei giovani. A Jesolo la strage dei ragazzi, vedete l'auto speronata finisce dentro un canale, muoiono 4 ventenni del veneziano, una tragedia devastante nella notte a Jesolo, urtata da un'altra vettura, un'auto con 5 ragazzi a bordo, tutti di 22 anni, è arrotolata in un campo e quindi è finita capovolta in un canale. Sono morti in 4, solo una giovane si è salvata per miracolo ed è ora ricoverata. Il guidatore dell'altra macchina, un 26enne di origine romena, si è allontanato ma è stato poi rintracciato e fermato con l'accusa di omicidio stradale plurimo ed omissione di soccorso. In questo sabato tragico sono stati ben 12 purtroppo i morti sulle strade italiane. La confessione del ragazzo rumeno al guidatore della Golf: gli inquirenti sono arrivati grazie ad una donna che poco prima dell'incidente aveva segnalato ai carabinieri un'auto che procedeva in modo spericolato. Una volta identificato il 26enne romeno, i militari hanno riscontrato nella sua auto alcuni segni compatibili con i danni dell'auto dei ragazzi. Incalzato dalle domande del PM, il giovane ha ammesso di aver toccato la vettura con a bordo i 5 ragazzi rientrando da un sorpasso, ma ha aggiunto di non essersene proprio accorto. Bidelli assunti con il falso diploma, il giudice conferma i licenziamenti, la saga dei bidelli assunti nelle scuole venete con diplomi fasulli si arricchisce di un nuovo capitolo. I più combattivi, già licenziati in tronco dagli istituti in cui prestavano servizio senza averne i titoli, si sono presentati davanti al giudice del lavoro ritenendo ingiustificato questo provvedimento. Ma è stata una Caporetto, il giudice ha respinto infatti i primi ricorsi, costringendoli anche a pagare le spese legali, 2.000 euro ciascuno, ed è probabile che di conseguenza avranno lo stesso esito negli altri ricorsi fotocopia. Nel solo Veneto sono almeno un centinaio coloro che hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Il lutto Nereo Laroni, il vice doge che sognava il socialismo veneziano, sindaco, europarlamentare, consigliere regionale, ma prima di tutto e soprattutto socialista, sin da quando aveva 16 anni. Ci penserà la storia a far giustizia del ruolo del PSI, disse Nereo Laroni negli anni appunto 90. Il tutto poi, per quanto riguarda questo articolo, continua a pagina 10 del Gazzettino. Governo spaccato, soldi russi alla Lega, ecco l'ultimo riquadro, il penultimo perché poi vedremo anche l'altro, soldi russi alla Lega, Di Maio dice Salvini deve chiarire in aula. Il caso Russia insomma spacca il governo, Di Maio chiede subito una commissione su tutti i partiti, doveroso garantire la tracciabilità delle donazioni, scrive su FB il leader di Movimento 5 Stelle che invita implicitamente Salvini a riferire proprio su Savoini. Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, ha affermato appunto Di Maio. L'altro riquadro a chiusura della prima pagina del Gazzettino di stamane è dedicato a Passioni e solitudine, la rubrica di Alessandra Graziottin che parla di finzione. La finzione nella coppia non è come nei bei film. Compie 30 anni lo spassoso Harry Ti presento Sally, memorabile e divertente la scena dove la protagonista simula un orgasmo tra sussurri e grida imperiali, seduta al ristorante con l'amico, scena che ha fatto ridere l'intera
l'intero universo, una finzione retaggio del passato, ma che ancora oggi molte donne fingono di avere l'orgasmo vaginale durante il rapporto sessuale. In realtà ce l'ha solo il 48%, ce lo spiega meglio a pagina 23 del Gazzettino di oggi, in Passioni e solitudini, Alessandra Graziottin nel suo consueto spazio del lunedì. Andiamo andiamo sulla tribuna di Treviso di oggi, anche in questo caso anche la tribuna, grande spazio purtroppo non volendo a questa strage dei ventenni a Jesolo, un drammatico weekend, un'auto con a bordo 5 amici di Musile sul Sile è finita nel canale, l'unica superstite racconta di essere stata speronata, arrestato poi in serata il sospetto pirata che è un ragazzo romeno. Tragico frontale, ha perso la vita anche un padre canossiano di Monfumo sulla statale del Santo, un artigiano di Tarso finisce ai domiciliari perché ha minacciato la ex con la pistola, nascondeva un arsenale tra l'altro a casa, minaccia la ex con una pistola, lei lo denuncia, l'uomo nascondeva in casa un vero e proprio arsenale da guerra, arrestato questo artigiano di Tarso. Ritorno sull'apertura qui sulla prima pagina ancora con il caso Lega, Russia, Conte e Di Maio mettono all'angolo Salvini. Il commento, l'autonomia del Veneto va verso il naufragio, se ne parla a pagina 15, e poi la nautica da diporto, un affare da 4 miliardi nell'inserto centrale della tribuna di Treviso di stamane. Le altre notizie, sempre dalla prima, vaga di notte solo in strada, è stato soccorso un bimbo di 2 anni, pensate, camminava tutto solo a piedi scalzi lungo la strada di Falzè nel cuore della notte. Un bimbo di appena 2 anni è stato visto da un incredulo automobilista che lo ha soccorso e ha dato l'allarme ai carabinieri, i quali lo hanno preso in carico. Il piccolo, trovando la porta di casa aperta, era uscito per una passeggiata, tra virgolette, notturna. Al mattino i genitori hanno scoperto, terrorizzati, il lettino vuoto e hanno dato l'immediato allarme, ma era troppo tardi, insomma, fortunatamente è andata anche bene. Ad Oderzo salgono sul tetto del Palasport per ammirare il tramonto, una coppia ha scalato il Palaopitergium sabato sera ed è fuggita poi all'arrivo dei carabinieri. Il sindaco dice che è stata una bravata pericolosa, ormai c'è questa moda di salire sui tetti anche in Italia. 3 riquadri in piccola misura, a San Pietro di Feletto addio al pioniere del Prosecco, l'enologo Fabio Ceschin, aveva fondato l'azienda Il Colle, è purtroppo morto. A Gaiarine un anziano assalito dai calabroni nel giardino della sua abitazione, sul posto l'elicottero del SUEM, a pagina 23 e da pagina 18 per Treviso, allerta sul consumo del suolo, case, superstrade e vigneti cancellano ben 200 ettari di verdi. L'ultimo articolo parla di talenti di marca e è trevigiana la make-up artist che fa belle le star. Arianna Cattarin, 40 anni, è la truccatrice delle star. Partita 20 anni fa da Preganziol per Londra e dopo un'impegnativa gavetta, oggi è una delle più importanti make-up artist del panorama internazionale. Ha ritoccato tra gli altri VIP anche la grande attrice Susan Sarandon, questo per quanto riguardava quest'ultimo articolo, quest'ultimo spazio sulla tribuna di Treviso di stamane. Treviso per il Gazzettino e per la pagina provinciale, adesso la inquadriamo meglio, eccola qui, con i 2 riquadri o 3 di richiamo, Universiadi, oro nel volley, 0 Branco si coccola il fenomeno Milan. Poi rugby, Pro 14, la Benetton è già adunata, la nuova stagione inizia in Ghirada questa mattina e Bodo, il mister del Montebelluna, 6 giovani per la TV Academy, che è la linea appunto del Treviso Calcio. Grandi manovre anche in eccellenza per completare le rose, linea verde alla Godigese, all'Istrana, all'Ia Piave e all'Union QDP, poi ne parliamo dettagliatamente. Minaccia la ex, in casa gli trovano un arsenale, vi dicevo poco fa, in manette un artigiano di Tarso aveva 3 pistole e 200 proiettili.
La sentenza, in questo riquadro evidenziato in prima: adesso mio figlio abita con me e io non devo più versare nulla per il suo mantenimento alla mia ex moglie, ma la terza sezione civile della Cassazione ha dato torto al papà ribelle, dovrà continuare a versarle l'assegno pagando anche gli arretrati. Andiamo a San Pietro di Feletto, dove purtroppo una brutta notizia: grave lutto nel mondo del Prosecco. Se n'è andato Fabio Ceschin, personaggio dai modi signorili e discreti che con straordinaria passione e competenza si era impegnato nella valorizzazione del Prosecco d'OCG Conegliano Valdobbiadene. Fondatore della prestigiosa azienda vitivinicola Il Colle a San Pietro di Feletto, si è spento all'età di 65 anni nella sua casa di Parè di Conegliano. Lo ha ricordato con parole addolorate anche il governatore Zaia: se oggi celebriamo traguardi come le colline del patrimonio dell'UNESCO, lo dobbiamo anche a figure come lui. Un museo per le bollicine. A proposito, la chiave è ancora nell'UNESCO. Gli assessorati si sono già mossi per studiare una soluzione da sottoporre al sindaco in tempi rapidi per far passare il Museo del Prosecco a Villa Margherita da ipotesi a fatto concreto. La villa infatti potrebbe diventare vetrina non solo di un museo dedicato, ma di un percorso più ampio proprio sul vino. Per ottenere il risultato però bisogna ragionare in termini di filiera. Con le sole forze del comune è una missione kamikaze, ma se si riesce a far rientrare Treviso nella filiera dell'UNESCO potrebbero arrivare i fondi necessari per mettere mano per l'appunto alla villa. Qui abbiamo la doppia stangata, vedete, ai falsi bidelli, che è un po' la notizia d'apertura, tra l'altro anche o di spalla, sia su Gazzettino che Tribuna. Licenziati dalle scuole trevigiane si sono rivolti al giudice, causa persa, e dovranno pagare adesso anche le spese legali. Il riquadro parla di sanità, vedete, medicina, lavoro, 22 assunzioni, la prima da oggi, 4 nuovi camici bianchi per la medicina del lavoro, ai quali si aggiungeranno 18 tecnici della prevenzione. Sono in totale 22 le nuove assunzioni che verranno chiuse nei prossimi mesi, la maggior parte entro la fine dell'estate. L'annuncio arriva dalla direzione sanitaria dell'ULSS della Marca. I telegrammi di assunzione sono infatti già partiti, la tabella di marcia è ormai pronta, il primo medico entrerà in servizio oggi 15 luglio, il prossimo poi ad inizio settembre. Andiamo a Monfumo, dove c'è un malore alla guida, ha perso la vita un frate di 80 anni. L'incidente mortale ieri poco dopo le 12 lungo la statale del Santo, all'altezza dell'uscita di Borgoricco. E a Godega, qui Street Food Fest, musica e cibo fanno il pienone. Lo Street Food and Sound Festival ha fatto tappa a Godega dal 10 al 12 luglio con 20.000 metri quadrati di cibo, musica e spettacoli, e la gente l'ha preso d'assalto. Ha preso d'assalto l'area che di solito ospita la fiera, un pubblico composito, variegato e delle grandi occasioni. Erano in tanti, anzi in tantissimi a questa edizione, che ha aggiornato il proprio record di presenze. E a proposito di cibo, a proposito di ristoranti, lutto nel mondo della ristorazione. È morto Miron, fondò il Cocofungo. Lo chef Miron, che qui è inquadrato con la moglie Mariangela, ha deliziato i palati più esigenti. Stava male da parecchi mesi e purtroppo non ce l'ha fatta, lutto quindi nel mondo della ristorazione. Questo per quanto riguardava Treviso, la prima pagina. Adesso la sfogliamo insieme, possiamo rimanere così. Eccolo qui, Museo del Prosecco, il comune batte la pista dell'UNESCO, oramai siamo sulla pista dell'UNESCO. Poi vedete anche la cantina bottega apre 3 bar dedicati alle bollicine, i nuovi locali a Roma, Bangkok e Birmingham. Dopo i 14 già attivi, il fatturato 2018 dell'azienda è in crescita del 6%. Diplomi falsi, bidelli bocciati 2 volte, licenziati in tronco dalle scuole trevigiane si sono rivolti al giudice del lavoro, però la causa è stata persa e dovranno pagare anche le spese processuali. Non abbiamo parlato di meteo, allora settimana variabile, rischio piogge da giovedì. Questo è il punto meteo, insomma, dal freddo di maggio al caldo eccezionale di giugno, per passare a questa prima tormentata metà di luglio, primavera-estate bizzarra anche sulla Marca trevigiana, e allora rischio piogge da giovedì.
Figlio col papà, ma la ex va pagata, vanno pagati gli alimenti. Quando il ragazzino è tornato dopo anni a vivere con lui, il genitore aveva smesso definitivamente di girarle l'assegno. La donna si è rivolta al tribunale e ora la Cassazione ha ribadito che l'uomo dovrà risarcire anche tutti gli arretrati. Un altro incidente in questo weekend dolorosissimo: un'auto esce di strada e centra un platano, ricoverate mamma e figlia di 14 anni. Terribile incidente ieri pomeriggio lungo la Feltrina. Ancora le altre notizie: è morto Miron, fece la storia con il cocofungo, il ristoratore ottantenne si è spento all'hospice di Vittorio Veneto, venne consacrato per i menù dedicati al prodotto del Montello, cioè i funghi. Malore al volante e schianto, è mancato anche Don Lissandrin a Monfumo. Minaccia la ex, in casa aveva un arsenale, ha raggiunto l'abitazione della donna che l'aveva lasciato puntandole contro un'arma, ha arrestato un artigiano di 56 anni, guardate l'arsenale che aveva in casa e che gli è stato trovato. Ancora addio Ceschin, pioniere del Prosecco, il fondatore dell'azienda Il Colle, è morto a 65 anni dopo essersi ammalato, aveva coinvolto i figli nella gestione, aveva rifornito di vini perfino il cardinale Roncalli. L'ultimo saluto domani nella chiesa di Parè di Conegliano. Zaia parla di traguardi come quello dell'UNESCO raggiunti anche grazie a gente come lui, ha detto appunto il governatore del Veneto. Siamo sulla pagina sportiva di oggi. L'Ogni Sport del Gazzettino Trevigiano dà l'apertura, ed è giusto, ai Leoni. Benetton suona l'adunata, scatta da oggi in Ghirada la preparazione del Benetton, che punta a confermare la presenza ai piani alti del Pro 14. La squadra è arrivata ad un passo dal far fuori il Münster, al lavoro senza i nazionali che stanno preparando il loro mondiale. E allora poi calcio, Serie D, Loris Bodo orgoglioso di guidare il Montebelluna. Mercato in eccellenza sono i giovani protagonisti delle trattative, ancora mercato dalla promozione alla seconda rivoluzione all'Union RSV, e per la Serie B cuore e gol i Mori di Marca, Zigoni e Boccalon si raccontano appunto da casa Venezia. Universiadi forziere di Marca perché Milan torna a casa con l'oro nell'Italia che rompe il digiuno dopo 49 anni dalla vittoria di Torino 1970, anche un talento lanciato dal Volley Treviso e che il prossimo anno giocherà in Serie A2. Viaggio nel quartier generale della TVB, organizzazione e comunicazione, uno staff vincente. Questo per quanto riguarda la TVB, la formazione di basket della Marca Trevigiana della città di Treviso, che quest'anno ripartirà e sarà in Serie A1. Leoni, vedete, riparte la caccia, oggi inizia la prima giornata di raduno per il Benetton, assenti i nazionali perché si stanno allenando per preparare i mondiali, assenti anche Nasimanu, Brex, Nasimanu convocato da Tonga, Brex sta facendo il rugby a 7 e ci sta provando, il sudafricano Zainman, lavoro a parte per Gega e Lamaro, reduci da 2 infortuni. Insomma, il gruppo dei giovani per centrare i play-off, scrive, vedete, e parla così Pavanello, il direttore sportivo, che oggi sarà al via anche lui alla Ghirada. Saranno 23 agli ordini di Crowley per quanto riguarda questa prima giornata. E poi la TVB, la squadra che sa vincere anche in ufficio, perché è importante, insomma, viaggio nel quartier generale della De Longhi, dove sono nati i successi, uno staff sempre all'opera per ottimizzare partite, trasferte e comunicazione. Poi si parla anche di Roberto, lo speaker, da 40 anni racconto lo sport, è Roberto Focarelli, speaker e volto storico del Palaverde. Poi c'è anche Simone Fregonese, portavoce che fa collezione di scudetti, lui è
è l'addetto stampa della TVB e porta decisamente bene, perché lo avevamo già detto anche lo scorso anno, insomma, con le vittorie con Imoco e TVB, lui di scudetti se ne è cuciti parecchi al pezzo. Poi si parla anche di mercato, perché Rodriguez e Teodosic, Treviso sfida i big, il campionato italiano torna ad essere attrattivo e richiama grandi campioni. Milano e Virtus protagoniste, la Reyer campione d'Italia sceglie la sua continuità. Un mese di vacanze e poi tutti al lavoro, anche per quanto riguarda il basket e non soltanto quello di Serie A. Milan, come vi dicevo, sale sul tetto del mondo. Dopo 49 anni l'Italia conquista l'oro alle Universiadi. Nella squadra azzurra che ha battuto la Polonia al tie break anche il trevigiano di Scandolara, lanciato dal Volley Treviso. Sempre più Italmoco, 3 nazionali e tante pantere vincenti in azzurro. Maschio dice che è stato raggiunto il vertice con il club, abbiamo aperto nuovi cantieri, uno di questi è quello di reclutare talenti. L'atletica leggera con i regionali da sogno, vedete Treviso è la regina, poi il ciclismo con Paladin la top 10 rosa, nona e seconda italiana, Tiberi Show sul San Boldo invece nel duello in salita. La nuova sfida di Bodo, qui ritorniamo al calcio con il Montebelluna, punto alla salvezza ed è giusto partire con i piedi per terra, squadra in via di definizione, resta il nodo della difesa. Zigoni il Doge cuore a Treviso, Tornado Bocalon gol a manetta, ma è da un po' insomma che va così e così Bocalon, vedremo se quest'anno si riprende. Il Montello riparte, già 15 tesserati dopo la paura di dover terminare tutto, la formazione ormai è a completo, lo conferma il direttore sportivo Carlo Casagrande, e allora via al Montello che fortunatamente riparte. I fuori quota dominano il mercato, sono queste questioni dei fuori quota che c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Io per esempio non sono molto d'accordo sull'uso di questi giocatori, di questi giovani, perché un anno giocano, l'altro anno invece, un altro anno potrebbero anche guardare dalla panchina e forse anche dalla tribuna. Chiudo con la Gazzetta perché ci sono notizie importantissime. Allora, Hamilton, perfetto padrone di casa, vince per la 6ª volta il Gran Premio di Gran Bretagna, show tra Leclerc e Verstappen che poi viene tamponato da Vettel, insomma è stato comunque un bel Gran Premio anche per i non grandi appassionati, incollati al teleschermo questa volta. Juventus stellare sbarca d'élite e non è finita per quanto riguarda la Juve, poi il grande tennis, guardate, Wimbledon spaziale, match del secolo, trionfa Djokovic, la finale più bella di sempre, il commento di Gianni Valenti, uno che se ne intende di tennis. Per ritornare al calcio e per chiudere, è già un Inter che ha Sensi, a casa anche Nainggolan ma va in tournée, e poi la pagina di Sinisa sulla Gazzetta, che affetto, grazie a tutti, lo ricordiamo, Sinisa Mihajlovic, purtroppo colpito da una leucemia, inizia la sua cura domani e auguriamo naturalmente a Sinisa di guarire al più presto. È tutto, ci fermiamo qui, la nostra prima edizione settimanale della rassegna stampa si conclude, l'appuntamento è per domani, sempre qui www.venetoglobe.com. Buona giornata!